Amici bellini, ci siamo, è proprio la vigilia, i potenti mezzi, quando mi sposto un po' di qua e vi faccio vedere, sta tutto al contrario, ma poi si gira, lo giuro. Allora, è cominciata la Serie A, lo sapevate? Pensavate di avere ancora un sacco di tempo a disposizione, invece no, è cominciata subito, allora noi dobbiamo fare ipotesi di formazione per domani, perché sappiamo delle novità. Nel frattempo mi hanno detto pure, benvenuti nuovi iscritti al canale, iscrivetevi al canale che trovate, non trovate in basso in destra, non trovate niente, perché è più difficile, una specie di altarino lì del Napoli, vedete, tutta una serie di cose, e anche un'altra cosa che è speciale, quelli sono i fatti miei. Andiamo subito a vedere le cose, insomma, pare che abbia segnato un gran gol Koulibaly. Non è detto, non lo so, non ho visto, mi arrivano dagli amicissimi abbonatissimi e quindi che spero tutti di vedere alla reunion che si terrà al Sea Legend di Nicola Pozzuoli il 25 agosto intorno alle 6:30, poi ci sarà la musica eccetera eccetera. Lasciate un like perché finalmente ci siamo, comincia il nostro campionato. Ieri io non sono riuscito a vedere il Milan, però ci sono subito le polemiche, è incredibile. Dove ci siamo lasciati, là ci ritroviamo. Su questo rigore io ho un'idea che si può discutere, voi mi potete far sapere sotto in descrizione, no, nei commenti, quale descrizione. Mi potete far sapere che ne pensate, perché anche tra tutti gli amici ci sono idee diverse. Calabria prende prima il pallone, poi il difensore Soppi che praticamente si mette davanti però non lo prende, però poi di richiamo lo prende eccetera eccetera, però è un contatto di gioco, Calabria non aveva la disposizione del pallone e quindi questi sono i rigorini, l'ha detto Marelli, ma non è che noi possiamo utilizzare Marelli solo quando ci fa piacere, siamo chiari e onesti. Però sono le direttive che ce l'hanno fatte sapere dai vertici arbitrali, le hanno comunicate a tutte le squadre, lo stesso Spalletti ci ha fatto sapere che ci sarà un campionato un po' più tosto, con arbitraggi più all'inglesi, e quindi è un po' strano, segniamocelo come un po' strano, che abbiamo deciso questa cosa qua. Ancora Mazzoleni al VAR, ancora Mazzoleni, il giocatore più antipatico era Hamsik, finisce la carriera, poi viene richiamato al VAR. È un po' strano, lo segnaliamo solo come cosa strana, però io, se su questo rigore si può discutere, e senza dubbio, il replay che ho visto del gol annullato a Caputo, io lì vado in grossa difficoltà, vado in grossissima difficoltà, perché va bene tutto. Mo mi avessi sentito un messaggio vocale, come si fa? Vabbè, 2 minuti, mi perdonerà il buon Antox. Non è possibile. Allora, quello dal replay che ho visto, dal replay, poi magari ci sono dei replay dove si vede che lui si squarta la faccia, eccetera, eccetera. Ma io vedo un replay dove la sbracciata a stento si toccano. Mele stramazza al suolo, si tocca in faccia, si gira, fa un po' di simulazione, poi si alza perché si rende conto che nessuno ha chiamato niente e poi chiamano il VAR e annullano il gol a Caputo. Lì, per me, 3 giornate bisogna squalificare per la simulazione, basta, non ce la faccio più. Il calcio è completamente rovinato da queste simulazioni, gente che si rotola, che non viene mai toccata. Ci sono le TV, si può stabilire che è simulazione, 3 giornate di squalifica per simulazione, 3 giornate al VAR che chiama quando non dovrebbe chiamare e 3 giornate all'arbitro che si fa infinocchiare dal VAR. E leviamo le polemiche da mezzo, perché non si può così. Quindi molto più grave per me quello che è successo Sampdoria-Atalanta che non con il Milan. Il Milan pure lo subisce il gol subito e quindi vediamo che le squadre ancora non sono rodatissime, questa è una cosa che diciamo al Napoli, quindi attenzione, però alla fine della fiera dobbiamo registrare che il Milan comincia bene e fa 4 gol con Rebic doppietta e segna Diaz, che era quello là che si diceva ma Diaz non è buono, è quello su cui avevano più dubbi e intanto segna Teo Hernandez. Si parte con questo e poi ho guardato l'Inter contro il Lecce. Subito Lukaku si fa sentire la sua presenza, fa un gol velocissimo e vanno in avanti. Dopodiché il Lecce piano piano si mette lì e qualche grattacapo all'Inter lo consegna fino ad arrivare poi al pareggio. Però poi ragazzi qua possiamo parlare di mazzo, possiamo parlare del momento giusto, possiamo parlare di fisicità, possiamo parlare che
non è detto che hai un gioco scintillante, l'Inter, Inzaghi, eccetera, eccetera, però quando tu hai la possibilità, e lo pensavate tutti, se avete guardato la partita l'avete pensato tutti, quando hai la possibilità di mettere contemporaneamente in campo Dumfries, Dzeko, Lukaku, c'hai Lautaro, metti pure Correa, c'hai tutti questi lungagnoni, eccetera, eccetera, che ti creano quell'ansia proprio fisica, si arrivano i palloni in mezzo e chi mi piglio, e se mi prendo a quello poi dopo mi scappa quell'altro. Il gol era nell'aria e l'hanno fatto proprio allo scadere, quindi si registrano 3 punti. Si può dire, si può registrare, però con fortuna oppure presi per la... sono 3 punti. Sono 3 punti che entrambi si portano a casa. Adesso tra un poco giocano anche le altre, bisogna vedere insomma la Lazio, eccetera, eccetera, la Roma, e poi dobbiamo fare i fatti nostri domani. E i fatti nostri ci parlano di un Simeone che non ce l'ha fatta ad essere convocato, e quindi una formazione che è praticamente quasi obbligata. Abbiamo il dubbio in porta, ma credo che Spalletti ce l'abbia risolto dicendo che Sirigu ha chiesto un pochino di tempo di ambientamento, e quindi ci va Meretti in porta. Lo vedete? Penso che li vedete qua. Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Kim, penso che non ci siano dubbi che giocherà Kim, e Mario Rui in vantaggio su Oliveira. Lobo al centro del centrocampo, senza dubbio, Anghissà, e quindi qua ci mettiamo Zielu perché sappiamo che Fabiano non è stato convocato, si parla di allenamento personalizzato, eccetera, eccetera. È facile immaginare che anche per Fabian siano questioni di sirene PSG, perché ancora stiamo aspettando queste fumate, la fumata di Indy Navas, la fumata di Raspadori, eccetera, eccetera, una bella fumata. E in attacco anche non credo che ci siano dubbi. Ha recuperato Politano, però avendo recuperato in extremis lo consideriamo in panchina, quindi ci mettiamo Lozano, Osimhen e che ho scritto Politano, ma sono un pazzo scatenato, Politano a sinistra, Kvara senza dubbio, Kvaratskhelia, e lo mettiamo qua, titolare senza dubbio. Poi i primi che possono entrare, probabilmente abbiamo Elmas, abbiamo Politano che ha recuperato, quindi se dovesse servire un cambio lì a destra, eccetera, eccetera, lo stesso Unas che è rimasto lì, poi abbiamo Zerbin, perché Spalletti ci ha detto io ho 3 giocatori, 3 portieri, 8 difensori, 7 centrocampisti e 7 attaccanti. Non proprio, caro Spalletti, perché dobbiamo considerare che Gaetano è stato squalificato per quella roba dell'SMS. Quindi tra i centrocampisti tu hai considerato Zerbin, e ci sta come idea. Zerbin può essere considerato in realtà un esterno a sinistra alto, un esterno a sinistra basso, può essere considerato tra i terzini. Se schieri un centrocampo a 4 lo puoi mettere anche a tutta fascia da quella parte, anche a 5, e quindi questo qui. E poi c'è Demme che eventualmente potrebbe far rifiatare, perché il rifiatare sarà importante in questa partita, perché farà caldo, perché è il 15 agosto e perché mi sta chiamando Antox. No, devo finire il video e lo capirai, è un secondo, ma giusto il tempo di farlo. Di conseguenza non dovremmo avere dubbi su questa formazione e dobbiamo vedere che cosa. Io poi non ho fatto nemmeno, non ho avuto proprio il tempo. Noi dovevamo fare la grigliata di inizio stagione per decidere chi vince e chi non vince. Mi ero segnato una serie di cose sulla Juve, sull'Inter, sul Milan, eccetera, eccetera. La Juve incompleta, loro si aspettano un terzino sinistro, un centrocampista con l'uscita di Rabiot, vedremo, eccetera, eccetera. Però hanno preso Kostic, hanno preso Di Maria, hanno preso Bremer, hanno preso Pogba, che poi si è infortunato. Il ritorno di Chiesa ce lo aspettiamo, Vlahovic che è consolidato. Si parla di Depay, Paredes, io li metto secondi in classifica. Poi quello che deve continuare il mercato, e quindi non lo sappiamo. L'Inter, e prendono Lukaku, adesso c'è Gosens che prenderà piede, c'è Mkhitaryan, Aslani, Onana che in futuro darà spazio, darà un po' di riposo a Andanovic. Certo perdono Perisic, certo c'è questa incognita Skriniar. Io li metto primi in classifica, perché quando hai Lukaku in qualche modo per me sei primo in classifica. Il Milan continuità, manca probabilmente un centrocampista, però loro puntano a questa continuità di gruppo, eccetera, eccetera. Hanno preso questo De Ketelaere, che poi verrà pronunciato in maniera migliore più in là, però hai perso che sì, quindi hai perso un po' di leadership, si aspettano la crescita di Bennacer, però hai preso Pobega, hai preso questo Adli, insomma, in attacco c'hanno comunque Origi, sono partiti con Rebic perché Ibra è infortunato, e quindi così. Io il Milan li metto terzi, perché magari potrebbero soffrire
un pochino di, sai, un po' l'appagamento, non lo so, spero di sì, insomma così. Poi ragazzi c'è la Roma che ha fatto una bella campagna acquisti, hanno tutto l'entusiasmo, c'è il Napoli, l'Atalanta, la Fiorentina, l'Atalanta ha cominciato bene, la Fiorentina, dobbiamo vedere la Lazio. Io per antiscaramanzia metto il Napoli quarto, sperando che Kvara esploda, con la K, esploda e vada tutto bene, e la Roma subito dopo, perché comunque la Roma deve recuperare parecchi punti rispetto alla stagione scorsa. È difficile fare dei salti in avanti pazzeschi, però si parte tutti da 0 punti e quindi speriamo bene che Dio, il Dio del calcio di Maradona, ce la mandi buona. Da Valerio Fluido non è New York ma è Napoli, è tutto per ora, e domani è capace che vado live, non lo so, dipenderà la connessione, vediamo un po' chi forza Napoli, sempre.